Da oggi il poliambulatorio di via Tommasini di Mogliano Veneto avrà uno strumento in più per la prevenzione delle malattie della pelle. Si tratta di un videobiomicroscopio, apparecchio utilizzato in campo dermatologico per monitorare i nevi e le loro eventuali alterazioni. Il dispositivo è arrivato nelle mani dell'azienda ospedaliera grazie a una donazione da parte dell'associazione Apio, che a sua volta lo aveva ricevuto in dono dal Rotary Treviso Terraglio. Ora che la Onlus, per motivi logistici, ha dovuto cessare il servizio, ha deciso di offrire l'apparecchio a chi può averne bisogno. Questo dono è diventato un passaggio importante, uno strumento che avrà una ricaduta sul territorio proprio dal punto di vista medico decisamente superiore anche rispetto all'utilizzo che poteva essere svolto dalla nostra associazione. Un atto di generosità che ha un ruolo importante per la prevenzione dell'intera comunità di Mogliano e non solo. Il ruolo nostro come amministrazione comunale è quello di aver voluto sottolineare questo passaggio, questa donazione, accogliendoli nella sala del Consiglio Comunale, che è la sala della nostra comunità. Il video biomicroscopio, dopo una prima fase di rodaggio, sarà a disposizione dei pazienti già dal prossimo mese. È una prestazione, vorrei sottolineare, che non può essere richiesta dal medico di medicina generale, ma rappresenta un secondo livello e quindi deve essere richiesta sempre su indicazione di un dermatologo che già ha effettuato una prima ricognizione della lesione e qualora la giudichi meritevole di ulteriori approfondimenti la invia a un secondo livello, come diciamo noi, che appunto è la videomicroscopia.